Oggi 27 aprile gli agenti di assicurazione italiani chiudono le proprie agenzie per protestare contro l'introduzione delle nuove norme IVAS, che è l'autorità del settore, che impongono un'ulteriore burocrazia nella malintesa convinzione che una produzione alluvionale di carta per lo più inutile sia sinonimo di maggiore informazione al cliente. Noi agenti di assicurazione chiediamo di essere ascoltati in relazione a due provvedimenti che sono entrati in vigore il 31 marzo del 2021 che secondo noi sono assolutamente un appesantimento burocratico che non porta nessun vantaggio né per i consumatori né per l'intero settore. Ecco, quali sono? I regolamenti sono il 97 e il 45 che chiedono assolutamente un appesantimento delle azioni burocratiche che servono solo a mettere a posto le carte. Di fatto il consumatore non ne ha un vantaggio, ma secondo noi addirittura ha uno svantaggio, e il sindacato da questo punto di vista è impegnato da anni alla difesa del consumatore. Purtroppo non siamo stati ascoltati e quindi quando le decisioni comunque vengono prese soltanto da una parte, spesso si arriva a non accontentare nessuno. Ecco, pensate di avere un risultato da questa forma di protesta e da parte di chi aspettate delle risposte? Le risposte le aspettiamo sicuramente dall'IVAS, siamo fiduciosi perché l'intera nazione che protesta è l'intero settore che non accetta l'inserimento di questi due regolamenti. Siamo fiduciosi soprattutto perché noi vogliamo lavorare seriamente e essere conosciuti come professionisti, non come burocrati. Ecco, l'utente in questo senso ne viene danneggiato? Ma secondo me sì, perché c'è una serie di norme così rigide che se applicate correttamente danneggiano anche e soprattutto l'utente. Ecco, approfitto in questo periodo di Covid che sta durando oltre un anno, voi come agenzie assicurative che tipo di danni avete avuto e come pensate di magari riuscire come immaginate anche il futuro, dottor Scribani? Ma il futuro è incerto, che è incerta è la situazione relativa al Covid. Un po' il nostro lavoro sicuramente sta cambiando e il Covid ha influito parecchio. L'attuazione, il rapporto col cliente sta cambiando perché vuoi non vuoi la digitalizzazione, l'informatica comunque galoppa e noi dobbiamo seguire comunque quello che è l'evoluzione anche informatica. La gestione a distanza del cliente sta diventando una priorità e quindi andremo avanti sicuramente da questo punto di vista. C'è una forte concorrenza con le tante proposte fatte online, ma la gente si chiede, è uguale a quelle diciamo tradizionali o classiche? Guardi, proprio la scorsa settimana guardavo i dati di confronto tra le compagnie tradizionali e l'online sono assolutamente a favore delle compagnie tradizionali, perché ancora l'utente, soprattutto dalle nostre parti, predilige il rapporto umano e non il rapporto telefonico. Poi le truffe online sono all'ordine del giorno, quindi i dati sono assolutamente a favore delle compagnie tradizionali.